Va ora in onda la rassegna stampa. Sì, mi sveglio, va bene. E ci sono! E uno dice non c'è Sammy Varin, ma ci sono. Gesem, dice Simone in regia, nel senso che c'è Sammy, capito? Gesem, ci siamo, ma c'è anche Sammy. Santa polenta, e qualcuno questa mattina dirà no, devo andare al lavoro, no, sono già qua che sto guidando, avete fatto tardi con Sanremo. Non ci posso credere, no, qui se lo guardano tutti in differita, io faccio la spia, Simone, che lo devono sapere tua mamma, tuo papà, tua nonna, tutti devono sapere che Simone ieri è andato a bere tutta la notte, ha passato la notte a bere birra, bevete birra, è analcolica, io solo analcolica, è buonissima. E che c'hai? Non ti piace quella analcolica? Ma l'hai mai provata? Non l'hai mai provata? Provala. Altro che guardare Sanremo, qui c'è una ribellione, c'è un anti-Sanremo, anche perché come radio, lo sapete, noi trasmettiamo quello che le altre radio non trasmettono e quindi non parliamo neanche di Sanremo, o se ne parliamo male, o ancora meglio appunto non ne parliamo. È chiaro che bisogna trovare qualcosa da fare la sera di Sanremo, che cavolo si fa? E allora c'è chi si sbronza, c'è chi va a letto presto come Sammy Varin, c'è chi fa molto sesso e può essere anche un'idea, fare sesso con Sanremo in sottofondo non è male, a volte sono anche dei pezzi ritmati eccetera. C'è chi proprio non gliene frega niente, cerca disperatamente qualche altro programma, a volte siete fortunati, c'è la partita, ma se siete come Sammy Varin, che io nei campi di pallone ci coltiverei pomodori sardi, e che fare? Santa pazienza, buongiorno a chi accende Radio Libertà perché vuole saperne di più su cosa sta accadendo nella, speriamo sia ancora esistente, buona politica. Esiste la buona politica? Questa è una radio governativa secondo alcuni, una radio di centrodestra, la radio della Lega secondo il sottoscritto Sammy Varin, visto che ho cominciato a militare qua dentro. Cos'era? Il 90, giù di lì, sì, fine anni 90 più o meno, quando dopo che Radio Varese si è spostata qui in via Bellerio, effettivamente mi sono avvicinato, ho detto cacchio, la radio della Lega io non ci vado, ero leghista sfegatato quando ero piccolo, ero una specie di piccolo terrorista che ha fatto la tessera della Lega nell'87, che se roba ragazzi. Vabbè, tutte queste chiacchiere per cosa? Semplicemente per perdere tempo, Simone, perché non c'è fretta, perché siamo arrivati a venerdì, perché altrimenti cominciate a scrivermi al 3406709 dicendo non dovresti fare la rassegna stampa tu, e cerchiamo di perdere tempo, non c'è alcuna fretta, sarà un altro venerdì di controinformazione potentissimo, cercheremo le principali notizie da mettervi sul tavolo, non ci incischieremo su altre notizie che sono quelle di cui parleranno tutti, ve l'assicuro quest'oggi, cercheremo di essere originali, avremo degli ospiti. Alle 8.45 ci collegheremo con il Senato e parleremo della fiducia, l'ok definitivo al decreto Ucraina, con alcune differenze all'interno del centrodestra. Parleremo con la Chiara Soldani, venerdì arriva lei, quella che ci fa censurare sui social, anche se ultimamente ho notato che mi censuro da solo, cioè sulla pagina di Radio Libertà, la pagina Facebook, quasi sempre non parte la trasmissione. Oggi dice Simone che c'è, vedrai, vabbè, ma basta che dica la parolina magica, se dico la parolina magica immediatamente Zuckerberg mi censura, dopo la dico. Parleremo oggi anche di hai capito? È un qualcosa che sicuramente conoscete.
Beauty Business Consultant, ok? Consulenza e formazione per centri estetici e SPA, cioè le spa, capito? Le terme! Tu sei mandata alle terme, Simone? Una volta nella vita. E poi basta. E beh, si è portato la birra, poi no, non si può entrare alle terme con la birra, non se ne può, lì ti danno la tisana, e gli ha fatto vedere la tisana, l'ha sputata, ma non devi fare ste cose, Simo. Vabbè, parleremo di terme alle 11:30 e parliamo di terme perché è un qualcosa di bello che inizia a piacere veramente a tutti, grandi e piccini. Quelli piccoli purtroppo non ci possono entrare alle terme, i miei bambini forse adesso sì, che hanno 15 anni, mi sa di sì. Vabbè, sto tirando in lungo. A questo punto io parto oggi dal Gazzettino. Perché Sammy Varin parte dal Gazzettino di Venezia Mestre? Perché fa capolino su tutti i giornali una notizia brutta, suore venete assassinate, arrestato il basista. E qui è messo proprio, cioè non sono democristiani, di più quelli del Gazzettino. Preso a Parma, Olga Raschietti e Bernadetta Boggian uccise in Burundi. Qui mi fermo perché la notizia appunto ha fatto scalpore soprattutto in Veneto, ma vi assicuro c'è una certa polemicuzza su alcuni quotidiani riguardo non tanto le suore venete assassinate poverine, quanto il basista che era tranquillamente ospitato qua da noi. Parababunzi bunzi boy. Non vi dico nient'altro, no, non dico niente. In centropagina, visto che sono sul Gazzettino, la notizia del giorno. Ieri firulì firulà cercavo di evitarla perché so che è una cosa noiosa, non vi piace eccetera, ma adesso pare che abbiano innestato la marcia e che sia una cosa ormai consolidata. Quando è consolidato il Sammy Varin ve ne parla. Se sono le solite chiacchiere gnignero, faccio finta di niente, col mio potere magico di decidere quello di cui voglio parlare in rassegna stampa. Ma quando è una roba ufficiale ormai bisogna dirlo. Legge elettorale, lo so che solo a parlarne mi viene da vomitare, ma dovete capire che questo serve per capire chi vincerà le prossime elezioni. Tu dici dobbiamo vincere noi, la Lega, il centrodestra, è chiaro, no? No, scherzi a parte, la governabilità è importante, soprattutto perché, ribadisco e discoriba, il prossimo Parlamento sarà quello che eleggerà il prossimo capo dello Stato. Wow, so che la cosa vi dice subito che bisogna alzarsi e correre. Avete pepe in culo, dove correte? No, correre nel senso è una roba eccitante. Beh sì, perdonami, noi che mangiamo pane e politica la mattina e il biscotto lo intingiamo nel caffè latte, non nella birra, nel caffè latte con un po' di Nescafè, va bene anche quello. Meglio se caffè fatto con la macchinetta. Papa Piero che c'è ancora la macchinetta, la moka. Tu ce l'hai la moka? No, non ce l'ha più nessuno, ormai veramente siamo schiavi di queste cose che mettiamo dentro la cialda, schiacciamo il bottone. Ma ve ne siete accorti che fa veramente schifo rispetto alla vecchia moka? Senti il profumo. Vabbè, sto menandomi via, dici? Sì. Legge elettorale, dicevo, serve tutto ciò perché dovremo decidere tra qualche anno il nuovo Presidente della Repubblica e solo all'idea mi viene da grattarmi perché, cioè, ma potrebbe essere il primo presidente non di sinistra. Tu questa cosa ci pensi? È bello pensarci, è bello sognare. Nel frattempo chissà cosa non succederà. Comunque è uscita la nuova legge elettorale dal cappello del centrodestra, perché la sinistra naturalmente lei è superiore, non partecipa a queste cose. Legge elettorale, niente preferenze, titola oggi il Gazzettino, ok? Intesa nel centrodestra. Meloni spinge per non avere liste bloccate, lo stop della Lega, le opposizioni protestano. Si chiamerà Stabilicum.
Sembra il maghetto lì con la bacchetta magica. Stabilicum! E il governo resta su, signore e signori. Il nome di battesimo rigorosamente in latino, e io che pensavo fosse bergamasco. Stabilicum! Il centrodestra trova l'intesa sulla legge elettorale. Stabilicum! Addio ai collegi uninominali, premio di maggioranza per chi ottiene un voto in più del 40%, soglie di sbarramento al 3%, ipotesi ballottaggio se mancano i numeri alla prima tornata. Stabilicum! La notte ha portato consiglio. Con una riunione fiume nel quartier generale di Fratelli d'Italia a Via della Scrofa, sfociata in un testo depositato dalla maggioranza alla Camera e al Senato. Stabilicum! Una traduzione fedele del consenso elettorale in seggi parlamentari, si legge nella premessa, senza rinunciare all'esigenza altrettanto essenziale di garantire la formazione di maggioranze in grado di sostenere efficacemente l'azione di governo. Stabilicum! Dopo mesi di trattative febbrili, ecco lo sprint chiesto dalla premier Giorgia Meloni. Melonus, ok, Stabilicum. Va bene, ve l'ho detto, quindi adesso non parliamo più di legge elettorale. Non è vero, ve ne parlo, su tutti i giornali, non possiamo far finta di niente. Ho voglia di qualcosa di diverso, sai quelle voglie strane che dici, ma che cosa vorresti leggere, Sammy Varin? Non vorrai mica leggere il famoso quotidiano comunista? Sì, proprio quello, lo voglio. Anche perché ci vedono bene questi del manifesto quest'oggi, ragazzi. Ci vedono bene e il titolo principale, eccolo qua, lo faccio vedere anche perché so che molti di voi ci sbirciano in radiovisione, sul sito di Radio Libertà, sulla app di Radio Libertà, ma anche su Facebook e su YouTube, cercando Radio Libertà o ancora meglio Lega Salvini Premier, sulla pagina Facebook di Lega Salvini Premier, siamo in diretta anche video e quindi è carino perché vi vedete anche le prime pagine dei giornali che io vi mostro con voluttà. Rotta su Cuba! Non di Rotta su Cuba, c'era un gruppo che cantava benissimo. Rotta su Cuba, titola oggi il manifesto. Perché? Perché è successa una cosettina che non è sfuggita anche agli altri quotidiani, ma il manifesto la mette in primo piano perché gli toccano Cuba, e che cacchio. Infatti c'è la foto di Fidel Castro, eccetera, cioè non è pensabile. Rotta su cosa sta succedendo? La guardia costiera cubana intercetta una lancia con 10 uomini armati, sparatoria con 4 morti e 6 feriti, tutti cubani della Florida, anticastristi. Sull'isola strangolata dall'embargo petrolifero è arrivata la Contra per far precipitare una situazione già terribile. Così ci anticipa il quotidiano Il Manifesto, e se ce lo dice il manifesto, parlando di Cuba, ci dobbiamo credere, signori. Visto che è subito sotto l'altro titolo, e guarda caso parla di legge elettorale, vediamo cosa ne pensa il manifesto. Un nuovo Porcellum, scrive il manifesto, liste bloccate, pluricandidature, premio di maggioranza, la destra ha paura di perdere e si inventa un nuovo Porcellum che sappiamo, insomma, dallo stesso Calderoli non lo apostrofava così bene. Il centrodestra ha depositato ieri sera in Parlamento il testo sulla riforma elettorale, su cui 3 partiti hanno trovato l'intesa nella notte tra mercoledì e giovedì. Via libera di massima dai 4 leader, Meloni, Salvini, Tajani e Lupi, a un testo che ricorda il vecchio Porcellum, la legge Calderoli del 2005, poi bocciata dalla Corte Costituzionale, non solo nell'impianto ma soprattutto nella logica. Con la scusa di avere un vincitore certo, le destre provano a cancellare i collegi uninominali del Rosatellum, oggi 1/3 degli eletti di Camera e Senato, che li vedono in svantaggio, per riproporre un proporzionale con premio di maggioranza alla prima coalizione che se supera il 40% ed eventuale ballottaggio nel caso non superi il 40%, 70 seggi alla Camera, 35 al Senato, con l'indicazione del candidato premier quando si presentano le liste, ma non sarà più scritto.
E questa è anche una liberazione, devo dire. Beh, personalmente dico, ma perché scrive Varin Premier? Lascia sta. Per il PD la proposta è ricevibile. E vabbè, cosa volevi che dicesse? È ricevibile, cioè l'ha fatta la destra e se per loro è ricevibile. Magi di Più Europa parla di legge truffa, duro no di AVS, Conte non entra nel merito, la priorità sono i salari, bravo Conte, e questo è il quotidiano Il Manifesto. Questa chiaramente è Radio Comunista International. Vi parla il compagno Varin. Compagno Simone, ci facciamo una birretta, dai, cosa si beve nelle radio comuniste? Che birretta roba deve arrivare da Cuba, minimo, originale birra cubana. Dove andiamo? Restiamo comunisti, dai, forever. L'unità, signori, l'unità di quest'oggi. E l'unità si è un po' arrabbiata per quella cosa successa l'altra sera a Sanremo. Già, perché hanno scritto per quella cosa lì? Ma no, mica quello, che io ti dico, ai tempi di Radio Padania avrei riso per 6 anni e mezzo. Cioè dai, ma quanta gente che lavora su queste robe che devi proiettare in diretta nazionale, mondiale a Sanremo. Cioè, no, non si è arrabbiato per questo, assolutamente. L'unità si è arrabbiata perché hanno censurato il nome della testata che aveva quel titolo, il 54% per la Repubblica, che avevano votato tutti per la Repubblica, capito? Sopire, stroncare, diceva il conte zio nei Promessi Sposi di Manzoni. Camminava bello, offrendo un buon consiglio a Don Rodrigo. Il governo Meloni ascolta il conte zio e poi, per far piacere alla Meloni, la RAI decide di sopire l'esistenza dell'unità e sorvolare sul fatto che quel giornale, il Partito Comunista che ne era l'editore, ebbero un ruolo fondamentale nella campagna elettorale referendaria che nel giugno 46 affondò la monarchia e impose la Repubblica. Perciò, quando gli occhiuti controllori si sono accorti che dietro al palco era montata una fotografia del 46 nella quale campeggiava la testata L'Unità, hanno fatto la cosa più semplice del mondo: hanno cancellato la testata, forse col Photoshop, forse col bianchetto. Bisogna spiegarglielo a Fulvio Abbate, a tutti i vari direttori, allo stesso Antonio Gramsci, che ci sentirà da lassù o laggiù, dipende dove è finito, che era pubblicità, non si poteva far vedere la testata dell'Unità, a meno che non diventassi uno sponsor del Festival di Sanremo, capito? Allora sì, è tutto magna, caro Gramsci, lo sapevi anche tu fin dai tempi. Dai, basta così, vi ho reso comunisti, mi stanno arrivando qui sono promesse di uccisioni, robe, cioè nel senso che vi state per suicidare. 3406709 questa è l'unica rassegna stampa che vi permette anche di suicidarvi in diretta se vi leggo troppi giornali comunisti, ma il bello che me lo potete dire, quindi posso fare l'annuncio e diventa anche una nota d'agenzia. Scherziamo, vogliamo ridere un po' in questa valle di lacrime in una giornata che potrebbe essere uguale a tante altre, e invece c'è Sammy Varin che sicuramente vi dirà qualche cosa che gli altri non vi dicono. È il bello di questa rassegna stampa, e certo, diciamo cose che gli altri non dicono, partendo magari dal quotidiano Il Giornale, ok? Taglio alto, ultimatum dagli Stati Uniti, l'Iran prende tempo. Attenzione, col fiato sospeso siamo tutti. Adesso hanno riparato anche l'ultima nave, c'erano i cessi rotti, adesso i cessi funzionano alla grande, ma tutto pare pronto per l'attacco. Il fiato sospeso lo abbiamo ormai da settimane, siamo qui con l'ossigeno, non ce la facciamo più. Il quotidiano Il Giornale in taglio alto apre così, ma anche
Qui Gerusalemme, trattativa torbida e falso ottimismo, scontro con Israele, sempre più vicino, confiamma Nirenstein. Ma il titolo principale, non vorrei dare, è ancora questo, signori: la riforma elettorale. Ecco il Parlamento se si votasse oggi. Ipotesi proporzionale con premio ai sogli al 3%, così Vannacci non entra, così centrodestra blindato alla Camera. Secondo gli attuali sondaggi, la coalizione di centrodestra è in vantaggio in modo consistente sul campo largo, anche con il partito di Vannacci fuori dalla coalizione, così come Azione di Carlo Calenda. Ci sono tutte le proiezioni in prima pagina sul quotidiano Il Giornale, ma tranquilli, se ne parla veramente ovunque, sappiatelo. Il Giornale però mette anche in prima pagina questa sottigliezza capitata, quelle robe che succedono, e dici: ma dai, ma come mai è accaduta questa cosa? I soldi della Rossa Emilia al killer delle 3 suore. Preso a Parma. Gli omicidi sono avvenuti in Burundi. Nel 2014 3 suore vennero ammazzate in Burundi. Ieri è stato arrestato a Parma l'uomo che organizzò il massacro, oggi RAS di un ente finanziato dalla regione. La Rossa Emilia. Lo troviamo, certo ci arriviamo, ma tra le segnalazioni in prima pagina sul quotidiano Il Giornale non posso far finta di niente. ONU, la Francia si piega, niente voto anti-albanese, chissà come mai. E poi ombre rosse, no TFR e stipendi bassi, CGIL un caso dopo l'altro. Anche questa è una notizietta che passa pissi bau bau sui telegiornali, non c'è proprio traccia. Per fortuna ci sono alcuni giornali coraggiosi che ne parlano e ci arriviamo anche qua. Vogliamo entrare all'interno del quotidiano Il Giornale? Dai, una selezione accuratissima, perché non voglio annoiarvi, dovete avere sul tavolo della colazione le principali notizie del giorno, ma mai che Sammy Varin possa sentire uno sbadiglio. Assolutamente vietato sbadigliare. Potete fare le puzzette, ma lo sbadiglio no. Landini, non solo il TFR, ha pure sottopagato il dirigente della CGIL. Siamo a pagina 3 del Giornale. Imperdibile questo racconto. Sappiate che dopo la liquidazione negata, lo stipendio ridotto per il sindacato è un problema solo degli altri. Il responsabile dell'ufficio legislativo, retribuito come un semplice dipendente, vince in giudizio. Forza Italia, il segretario predica bene e razzola malissimo. Se ne parla di questa vicenda con Pasquale Napolitano a pagina 3 del quotidiano Il Giornale, con l'intervista a Walter Rizzetto di Fratelli d'Italia, leader sindacale e opposizione in un mondo a parte. Il presidente della Commissione Lavoro attacca un cortocircuito notevole. Chiaro che Landini dovrebbe chiedere scusa soprattutto al lavoratore, ma magari anche a tutti voi che ce l'avete in mano, la state guardando in questo momento, la tessera della CGIL. Pagina 4 del quotidiano Il Giornale, ecco la notiziona, paginone sul quotidiano Il Giornale per Felice Manti, che ci parla delle suore morte in Burundi, i soldi dell'Emilia all'organizzazione del triplice omicidio. Preso il RAS di un ente benefico, sai che in Emilia Romagna sono pieni di enti benefici, loro fanno beneficenza a tutti quanti, soprattutto agli immigrati. Per i PM è il mandante del massacro del 2014, eccolo qua. Che bella faccia, ragazzi. Dall'inferno di sangue al Burundi al paradiso dorato di Parma. Pagava l'Emilia Romagna di Ellis Line, il comune a guida PD, nonostante da anni Fratelli d'Italia denunciasse le opacità e gli sprechi sulla solidarietà. L'arresto sul presunto scannatore di suore Guillaume Urugimana nel cuore della regione rossa è l'ennesima prova della distorsione del sistema di accoglienza che la sinistra incoraggia
e foraggia. Haru Shimada è considerato dalla procura uno degli ideatori del massacro del 2014 di 3 suore italiane nel convento dei padri Saveriani alla periferia di Bujumbura, capitale del paese africano. Qua mi fermo, ma sappiate che è stato il libro di un cronista che ha fatto riaprire il caso. Sospetti sugli 007 africani, i motivi economico-politici dietro l'uccisione delle missionarie italiane. È tutta da leggere questa pagina, siamo alla pagina 4 del quotidiano Il Giornale, per scoprire le magagne che saltano fuori ancora una volta da una certa apertura del PD, della sinistra, a certi fenomeni. Ma è giusto, dobbiamo accoglierli tutti, ma minimo, belli e brutti. Guarda noi che gente che abbiamo preso in regia, ragazzi miei. Birra analcolica per tutti oggi, perché c'è la legge elettorale, l'intesa, Meloni, testo in Parlamento, ma non metteremo la fiducia. Oggi a pagina 8 del Giornale, ma ripeto su tutti i quotidiani. Ieri c'era solo un pissi pissi bau bau, a quanto pare nella notte si è innescata la sesta e allora ormai c'è questa legge elettorale. 12 ore di trattativa serrata con acceso Sanremo, aggiungo io, in via della Scrofa, con gli sherpa dei partiti di maggioranza che pizza, birra, festival di Sanremo in sottofondo, pizza, birra e Sanremo, sono andati avanti fino a tarda notte per trovare finalmente la quadra sul testo della riforma elettorale da presentare in Parlamento. Insomma, dal Rosatellum al Sanremellum, che palle sti nomi, la mia pro di latino veramente si gira nella tomba, L'iter partirà a Montecitorio prima dell'estate per chiudere entro l'anno. La Premier, bisogna evitare i precedenti di Renzi e Gentiloni. Ed eccolo qua il grafico. Se si votasse oggi col nuovo sistema, centrodestra blindato alla Camera. Lo studio di Noto, in base agli ultimi sondaggi, dice il premio di maggioranza garantirebbe la stabilità, che è la cosa, lo sapete, alla fine principale, cioè che chi vince possa portare avanti un governo, soprattutto adesso che c'è un Parlamento diviso in tantissimi tocchettini che però a sorpresa si rimettono tutti insieme, capito? E questa è la cosa che, se avviene, ci potrebbe anche fregare. Sto parlando naturalmente del campo largo di sinistra, litigano su tutto quanto, ma poi scurdeiamoci un passato, si mettono insieme 15 giorni prima delle elezioni e sono capaci di fregarci. Le ultime novità quindi sono proporzionale con premio di 70 deputati e 35 senatori se si supera il 40%, se non lo si supera, ipotesi di ballottaggio. Cancellati i collegi uninominali, resta la soglia del 3%, no alle preferenze. Quindi voi che mangiate pane e politica, oggi dovete uscire, conoscere finalmente che faccia il vostro edicolante e acquistare almeno un quotidiano. Ne parlano veramente tutti. A pagina 9 naturalmente c'è l'analisi di Vittorio Macioce. Quelli del Rosatellum, adesso per la sinistra tutto è inaccettabile. Il PD naturalmente contro la bozza, ma l'attuale legge è stata fatta per non far vincere nessuno. Ok, se ne parla anche di questo sul quotidiano Il Giornale, che io però giro nuovamente perché è successa una cosa molto brutta, anche questa messa a tacere da certi giornaloni. A pagina 11 del Giornale se ne parla. Letame alla Bongiorno, un gesto insensato. Legge antistupri, attacco delle femministe davanti allo studio della senatrice Bongiorno, senatrice della Lega e grandissima avvocatessa. Solidarietà bipartisan. È proprio vero quello che si dice, scrive Michel Dessy, le peggiori nemiche delle donne sono le donne. Magari leggendo qualche femminista dura e pura, una di quelle con la canottiera e i peli sotto le ascelle, ultimamente di moda tra i membri dell'associazionismo femminile, avrebbe qualcosa da ridire, però sono i fatti a parlare e i detti non si sbagliano mai. Un plotoncino di donne ha pensato bene di buttare letame
davanti all'ufficio di Milano dell'avvocato e senatrice Giulia Bongiorno. Il motivo? La legge sugli stupri. E qua mi fermo perché chiaramente non posso proseguire, ma c'è un paginone che è difficile da ritrovare su altri quotidiani, questa mattina a pagina 11 del quotidiano Il Giornale.
Bello. Siete rimasti anche voi affascinati da questo pezzo di Aaron Parks con la K? Si intitola Raincone, un ostinato, umile, una melodia capricciosa che evoca una sensazione di tornare a casa, quello che ogni tanto mi hanno gridato in passato: tornatene a casa Sammy Varin, quando andavo a qualche manifestazione della Lega che di fianco c'erano tutti i comunisti. Un dialogo personale ed emotivo tra piano e naturalmente il sassofono. Ragazzi, roba buona, molto elegante per Aaron Parks. Raincoat ci porta alle 8:06. Buongiorno da Sammy Varin, ma naturalmente buonasera anche a chi ci è tornato ad ascoltare la sera, rassegna stampa dalle 20 alle 21 per riassumere le emozioni variniane del giorno. Mica tutti i giorni, dipende dai giorni. Questo è in attesa del manifesto. Te lo rileggo se vuoi, il quotidiano Il Manifesto, assolutamente. Lashline invece, Lashline sta minchia, altro che stabilicum, Marco da Milano. Come ti sei svegliato stanotte? Oh signor, questo è l'effetto di Sammy Varin in rassegna stampa. Buongiorno Sammy, la cosa che hai detto prima è la verità. Quante volte ci hanno fregato nei ballottaggi perché loro fanno affidamento sulla fedeltà dei loro elettori, anche se poi ognuno la pensa a modo suo. L'importante è vincere. Non scherziamo e andiamo a votare anche noi e votiamo sì. Questo assolutamente sì. E caro Mario, approfitto per ricordare che è sempre valida l'offerta. Signori, voi mi inviate un WhatsAppino al 340 6709 659 e Sammy Varin vi invia la canzoncina sul referendum. Roba buona, roba tosta, roba ballabile, cantabile, ma soprattutto una bellissima idea: inviare al vostro amico comunista questa canzoncina che invita a votare sì al referendum, quello tra monarchia e repubblica, naturalmente, quella cosa lì, ma no, quello sulla giustizia del 22 e del 23 di marzo. Bisogna votare sì. Il problema è che in questi giorni qualunque cosa accada la mettono dentro nel referendum e quindi succede qualcosa, ecco perché loro vogliono votare sì, è colpa loro, bisogna votare no, e quelli del sì dicono ecco è successa sta roba perché se si vota no è chiaro che succedono queste cose. Ragazzi, è tutto magna, ma a me questa canzone piace troppo. Siete pronti? E 1 e 2 e 1 2 3 4 vai! Votiamo tutti insieme, sì, per cambiare davvero. Cambia, per un processo più giusto. Sì. Un futuro più vero. Pompa. Una croce su quel foglio per dare una scossa. È la scelta giusta, la nostra riscossa. In aula c'è un gioco ma le regole sono strane. Chi accusa e chi giudica, due facce, stesse trame. Serve una svolta, una linea netta e chiara per la giustizia vera, non una sorte amara. Basta confusione, basta con i dubbi. Due ruoli separati per non avere intoppi. Vai. Votiamo tutti insieme, sì. per cambiare davvero. Dai, vocaliste, dai, insomma, canta. Un futuro più vero. Una croce su quel foglio, per dare una scossa. È la scelta giusta, la nostra riscossa. Vai. La tua matita è un'arma, il tuo voto una promessa di un'Italia diversa, non più la stessa. Separare le carriere non è un'idea astratta, è la base per un diritto che non si ritratta per ogni cittadino. Per chi crede nel domani, il potere del cambiamento è nelle nostre mani. Vai. Votiamo tutti insieme, sì. per cambiare davvero, per un processo più giusto, un futuro più vero. Una croce
su quel foglio per dare una scossa. È la scelta giusta, la nostra riscossa. Lo so, siamo gli unici pazzi che trasmettono questo pezzo introvabile, non sappiamo ancora chi l'ha diffuso per primo, ragazzi, ma è stata la Lega, è stato il centrodestra o è stato, che so, il PD, e ci sono quelli anche all'interno del PD che vogliono votare sì al referendum, vogliono cambiare qualcosa in questa giustizia, o sono stati quel 3% dei 5 Stelle, 30% dei 5 Stelle che... traditori. Fatto sta che ogni volta che lo mando in onda mi irrorate di WhatsApp al 340 6709 659. Io vi ringrazio, sono anche quelli che proprio non hanno mai scritto, me ne accorgo però non ci sono altri messaggi, non hanno mai scritto a Radio Libertà, magari anche la prima volta che ci seguono, però dicono cacchio, questo glielo invio al mio amico Pidino, assolutamente sì. Scrivete 340 6709 659, un WhatsApp con scritto lo voglio, o se preferite la voglio, che lì siamo assolutamente bisessuali in questo, e io ve lo invio gratuitamente sul vostro cellulare, capito mi hai? Grande Sammu, mandaci la canzone, mi scrive Stefano, grazie Stefano, ma bisogna ringraziare chi ha fatto questo pezzo, e chi l'ha fatto? Boh, me l'ha già mandata 2 volte Sammy, ho capito, voto sì. Ma che coda di paglia questa, Ma va bene, no, perché sapete com'è la situazione? Siccome ne ricevo così tantissimi di questi messaggi, un casino la mattina, alla fine mi rompo le balle, dico va bene, lo invio a tutti quanti quelli che mi hanno scritto. Se mi scrivete un WhatsApp io ve lo invio. Buongiorno Sammy, mi mandi la canzoncina del sì, qui Pier. Grazie Pier, l'avrai, ne avrai 115. Ritorno sui quotidiani oggi, ne dico no, volevo dire se è scoppiata una bomba, se è successo qualcosa, i file Epstein, Hillary Clinton interrogata ribalta le accuse, Epstein, e qui c'è la pubblicità del Windows 11, sappiatelo, mai visto Epstein, piuttosto chiedete a Trump, oggi la deposizione di Bill, insomma abbiamo capito che c'erano dentro veramente tutti in questo magna di sesso e potere, e devo dire la cosa non ci scandalizza neanche più di tanto, cioè è un mondo fatto così e ci dobbiamo sguazzare e resistere. Quello che dispiace è che abbiamo dei figli, dei nipoti che si trovano veramente una roba terribile. Hillary Clinton interrogata, rovescia il tavolo dei MAGA, indagate Trump e Musk, in apertura del sito di Repubblica, che ricorda anche la vicenda di Paolo Sarullo, tetraplegico dopo una rapina. È stato forse il momento più bello, insieme a quello dei bambini del coro dell'Antoniano che hanno cantato con Laura Pausini nella serata del Festival di Sanremo. Le canzoni hanno fatto tutte cagare, ma almeno questi momenti Paolo Sarullo riesce a parlare appena sta iniziando a muoversi e non si arrende assolutamente. Hanno fatto una diretta a Sanremo con il posto dove lo stanno curando dopo una rapina portata avanti da suoi coetanei o forse anche più piccoli di lui, anche minorenni. E qui naturalmente mi viene da vomitare su queste persone e dobbiamo solo cercare di dare più di un'occhiata ai nostri figli, ai nostri nipoti e soprattutto alle persone che frequentano. Bruttissimo da dire perché significa non fidarsi dei nostri figli, ma davvero è così. Non si molla un cazzo, lo ha detto Paolo Sarullo, scandalizzando chiaramente il conduttore di Sanremo e tutti i presenti. E lo ripetiamo anche noi, non ci dobbiamo assolutamente arrendere. Dai, vorrei la canzone, grazie, mi scrive Paolo, l'avrai Paolo, ma te la invio 25 volte così sei sicuro. Vittorio, se me la voglio, ho capito, dopo però, perché adesso vedete che sto facendo la rassegna stampa? Non ve ne siete accorti. Bastardi, nessuno che mi aiuta qua, veramente. Torno ancora sul giornale, sì, perché tra le tante situazioni, chiaramente oltre al letame sulla casa della Bongiorno, che non è stato assolutamente un bel gesto, sullo scenario internazionale si sta ancora una volta con il fiato sospeso, che fa
attacchiamo l'Iran oppure no? Ultimatum USA, zero nucleare, l'Iran apre ma prende tempo, salta al tavolo, tutto rinviato la prossima settimana, fonti vicine a Khamenei dicono accordo a portata di mano, il congresso però frena, i Dem chiedono un tavolo sui raid e in taglio basso sul giornale si parla l'arsenale irrinunciabile di Teheran, 3.000 missili puntati su di noi, sull'Unione Europea. Le armi degli Ayatollah ripristinate dopo la guerra dei 12 giorni sono nascoste sottoterra in 24 siti e a parlarcene è Fausto Biloslavo e c'è da fidarsi se lo scrive lui. Te che bel, giro la pagina e mi ritrovo che adesso è tutto pronto. Hanno aggiustato la nave con i cessi rotti. Ora è tutto pronto per un nuovo attacco. Stati Uniti delusi, più un'azione calibrata che una guerra aperta. Trump vuole il massimo risultato e chiaramente siamo tutti qua ad aspettare, ma è da un po' di mesi che si dice, non si fa niente. Si ritorna a parlare su tutti i giornali della situazione di quel cuore e il primario che aveva detto quella frase, il cuore non ripartirà, cioè la morte di quel bambino Domenico. L'espianto avvenuto 4 minuti prima dell'arrivo del box, lo sapete, il box portato dentro in una semplice box da spiaggia e anche lì uno dice, cioè vabbè, ma però forse le parole sciocche del chirurgo sono state proprio quelle, il cuore non ripartirà, tutto mezzo bloccato, ghiacciato, un sanitario dichiara era di pietra, abbiamo usato acqua calda per scioglierlo. Sono cose che fanno male, però ci fanno capire come per fortuna la sanità italiana non è tutta così come le famose mele marce e non è tutta la polizia la mela marcia. Adesso la sinistra sta facendo passare questa cosa, l'odio verso la polizia, perché quel pazzo ha sparato e ucciso il pusher, che personalmente posso dirlo non ci mancherà, ma era comunque una vita, una persona e tutte queste cose non bisogna farle queste cose, semplicemente bisogna cominciarli a sbattere fuori dal nostro paese, visto che questi sono quasi tutti senza permesso di soggiorno. Lo so che è difficile, bisogna fare accordi con i paesi di provenienza, bisogna spendere un fracco di soldi perché non lo puoi mettere sull'aereo e ciao ciao, deve essere accompagnato da tanta polizia, eccetera. Bisogna trovare una soluzione perché siamo pieni di questa feccia. Attenzione, molti di questi magari erano, uso l'imperfetto, brave persone, i famosi disperati come li chiama Rai 3 quando sono arrivati. Passa un mese, passano 6 mesi, passano anni, se non c'è un lavoro per loro, anche perché sono clandestini e stanno compiendo un reato essendo nel nostro paese, è chiaro che questi cominciano a picchiare, rubare, violentare perché si stanno vendicando. Noi non gli diamo il lavoro e io allora violento le loro donne. Tutto collegato. Hillary accusa Trump, prima pagina di Repubblica, all'interno blitz della maggioranza sulla riforma elettorale, malumori nella Lega, non è vero, il centrodestra deposita il testo alla Camera, obiettivo sì entro l'estate, Meloni rassicura gli alleati non perderete seggi. Donzelli, intervistato oggi da Tommaso Ciriaco oggi sul quotidiano Repubblica, nessun colpo di mano, ora colloqui con l'opposizione, la partita così è aperta, non vogliamo più governi tecnici a causa di maggioranze traballanti. E questa, signori, devo dire, è la preghiera che facciamo tutti noi e tutti voi. Lo volete un governo tecnico? Tutti a casa in coro. No! 340-6709-659. Fatemela anche cantata questa cosa. Non lo vogliamo, il governo tecnico, e ci mancherebbe altro. Questa legge elettorale serve per far sì che non arrivi un altro. Vi ricordate quel giorno quando è salito quel tizio, è stato nominato senatore a vita e tutti dicono ma che bello, che bello, e il giorno dopo era incaricato di formare il nuovo governo. Zitti che sono su Repubblica, dai vado avanti. Schlein che dice inaccettabile, rivolta nel centro-sinistra, stiamo parlando della nuova legge elettorale, è un'arma di distrazione, ok?
Conte, stipendi da fame, e loro fanno notte sulle norme per il voto. Bellissima questa. Maggi, una schifezza. AVS temono il referendum, e qui naturalmente si torna indietro su Repubblica ricordando i precedenti, il Mattarellum, il Porcellum, il Rosatellum, e questo è un altro finisce in un modo latino che ti fa sembrare tutto più bello. La vita è più bella se parli latino, siamo tutti più belli parlando latino, che è una lingua che comunque ti insegna l'italiano alla fine. Quando sai il latino capisci tante cose anche della nostra lingua. Proporzionale e premio, ecco le nuove regole. La destra ha più chance, però siamo naturalmente su Repubblica, e anche qui, ragazzi, un super paginone per parlare della nuova legge elettorale, con l'intervista da Azzariti, proposta a forte rischio di incostituzionalità. Gaetano Azzariti, costituzionalista dell'Università La Sapienza. Chi ha proposto la nuova legge elettorale non ha imparato la lezione della Corte Costituzionale. Meno male che Azzariti c'è, che ci dice che faremo un'altra cacchiata secondo loro. Il problema è quello, è che poi ci dà la colpa di tutto, come sul fronte sicurezza. Ma vi siete accorti adesso che c'è stato questo ordine di scuderia all'interno della sinistra, per cui loro adesso parlano come parlavamo noi, cioè dicendo che ma come? Siete al governo, non state facendo niente, ma come? È tutta questa percezione di insicurezza, ma è solo una percezione, perché noi poi tiriamo fuori i dati dicendo ma no, ci sono meno denunce, sta andando bene, non è così terribile, eccetera, e loro rivoltano la frittata dicendo allora aspettiamo di andare noi al governo. Quando la sinistra andrà al governo ci sarà più sicurezza. È il colmo, però stiamo sopportando delle frasi terribili in alcuni talk show, ed è chiaro che forse bisogna fare un colpo di reni, e l'ha fatto il centrodestra, il colpo di reni nel decreto sicurezza. C'è tanta Lega, ci sono tante cose. Il problema è sempre lì, che devi fare attenzione a quello che fai. Infatti molte cose non ci sono nel decreto, sono state spostate nel disegno di legge, che è una roba più a lungo termine, bisogna parlarne, discutere, litigare, e gnignero, e c'è lassù il Colle che ci guarda, ci sta guardando, e ogni cosa che facciamo poi deve essere bollinata dal Colle. Siamo a 12:13 sul quotidiano Repubblica. Resa dei conti per Cinturrino, trasferiti gli agenti indagati, nel mirino c'è chi non ha denunciato. E anche qui capite cosa vogliono fare? Vogliono fare di tutta l'erba un fascio. Tutta la polizia si protegge, tutta la polizia è da buttar via, sono dei ladri, degli assassini, in mancanza d'altro rubano pure i reggiseni. Se questa idea si diffonde, cioè diventa ingovernabile davvero il nostro paese, se non ci fidiamo più neanche della polizia. È chiaro che ci sono le mele marce dappertutto, in ogni campo, ce ne accorgiamo noi e voi che ascoltate questa rassegna stampa, ma non pensiamo che siano tutti così, anche perché la polizia è quella che ci deve difendere. Il mio è un lavoro difficile, le ultime parole di Luca la notte prima dell'arresto, un altro paginone che chiaramente infanga, se ce n'è ulteriormente bisogno, questo personaggio. Iran, USA, niente accordo, ma si tratta. La Ford, questa gigantesca nave americana in azione dopo il guasto ai BC, siamo tutti contenti, lasciateci andare in bagno, pronta l'armada più grande dall'Iraq. Roma capitale, attenzione, qua mi fermo, c'è un motivo per cui vi ho portato su Repubblica, non è che sto cambiando bandiera. A pagina 21 si scrive oggi: Roma capitale è stallo, Lega, aiuti ad altre città, critico il PD, salta tutto. Chissà come mai, cioè, se non fai solo Roma capitale, che è il famoso decreto attuativo del federalismo fiscale, l'unico partito, gli altri mai, e allora il PD fa saltare tutto quanto.
Lo so, è una notizia pazzesca che vi fa arrabbiare tantissimo, ma io servo anche un po' di adrenalina la mattina per alzarsi dal letto e decidere di andare a lavorare, di andare a scuola, di uscire a fare quater pass dopo aver sentito Sammy Varin che vi ha pompato. Vi leggo l'articolo di Repubblica. Vertice a Palazzo Chigi con la Premier, il governatore Rocca e il sindaco Gualtieri. Il Carroccio chiede poteri e soldi per le 14 metropoli, non solo Roma. Una riunione dai toni agitati, scrive Marina De Gantuz Cubbe, al limite dello scontro politico tra il premier Giorgia Meloni, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, il governatore del Lazio Francesco Rocca a Palazzo Chigi. I primi due sono stati i veri protagonisti del confronto, mentre l'oggetto del contendere è un emendamento alla riforma costituzionale sui poteri per Roma, caldeggiato dalla Lega e su cui il sindaco della capitale ha mosso diversi rilievi critici. Ma come? Noi gli diamo più poteri a Roma e non sono contenti? Talmente critici che alla fine di una giornata complicata il deputato PD Mancini non usa giri di parole. Se Fratelli d'Italia torna alla formulazione iniziale della riforma per Roma con le risorse necessarie, siamo disponibili all'intesa. Se si fa confusione appresso alla Lega, non ci saremo. Vedete come diamo sempre fastidio? E questi dicono, pur di fare una cosa che accontenta anche la Lega, e allora non ci stiamo, via. La versione originale della proposta di riforma modifica l'articolo 114 e riguarda solo la capitale dotata di poteri legislativi. Poi, in una legge ordinaria, è previsto che vengano declinate le 11 materie, dal commercio al trasporto pubblico, su cui poter legiferare, e fondi per 1 miliardo circa di euro l'anno. Roma capitale. Da luglio scorso e fino a pochi giorni fa non c'erano stati intoppi, poi è arrivato l'emendamento del leghista milanese Igor Iezzi, che dava poteri legislativi anche agli altri capoluoghi delle città metropolitane. Oh, ragazzi, sono quasi tutti del PD, cioè stiamo facendo un favore al PD, da Bologna a Venezia, da Napoli a Bari, tutti e 14. Un testo che mirava a bloccare tutto e che è stato rivisto dal ministro leghista per gli affari regionali Calderoli e la ministra Forzizza per riforma Casellati, lo scrive Siamo su Repubblica. Il testo finale dell'emendamento prevede che la legge dello Stato può attribuire funzioni più ampie ai comuni capoluogo delle città metropolitane, quindi può farlo, ma non è detto che lo faccia. Un atto non condiviso con l'opposizione. Così il percorso fino a questo momento condiviso tra centrodestra e governo e il sindaco del PD è stato interrotto. Hai capito? Mi fermo, ma capite come la Lega da sempre aveva portato avanti questa cosa. Sì, diamo più poteri a Roma, ma anche a Milano a questo punto. Ci stiamo arrivando. È chiaro che vedete come ragionano loro, cioè se modifichi qualche cosa, no, allora basta, non ci siamo più, e via. No, niente, non compro niente. Sempre su Repubblica, loggati e segui l'app, spunta il decalogo del rider sfruttato. Il decalogo del rider sfruttato. Milano, nelle carte della procura, le regole per i fattorini di Deliveroo, noi sempre geolocalizzati. Vabbè, ma anche mio figlio, c'ho quell'app che controllo dove va, non ho capito. Primi passi di Glovo per alzare le paghe. E qui ci scherziamo, ma è il momento veramente di agire. Peccato appunto che in tutti questi anni gli sindacati sempre zitti. Assunzioni e salario fisso, così Just Eat volta pagina, e a pagina 23 di Repubblica si racconta la storia di Just Eat, che è emblematica per l'Italia perché è l'unica azienda del food delivery che ha solo rider dipendenti. E anche qui, se siete interessati, ne parla oggi con un altro paginone, pagina 23, il quotidiano La Repubblica, che poi ritorna sulla triste storia di Domenico, 14 minuti senza cuore, è il primario che disse non batterà più, già nell'espianto a Bolzano si rischiò di perderlo, salvato dai medici austriaci.
Poi vi leggerò anche sul quotidiano La Stampa, perché La Stampa invece comunque racconta che non è una roba così terribile espiantarlo prima. Gaetano Gargiulo, l'ex primario del Sant'Orsola, che lavorò con Oppido, dice: il tempo è il nemico numero uno, siamo sulla Stampa, ci dobbiamo fidare di chi espianta, l'intervento inizia anche senza organo, è chiaro che ci dobbiamo fidare di chi ha tolto l'organo, quello che dovrebbe essere buono, che vada tutto bene, e se uno ti scrive ok tutto bene, tu cominci già a lavorare sul bambino a cui bisogna inserire il cuore nuovo. Dove sta la verità? Come al solito sta nel mezzo o anche nella sfiga, ma a volte anche in tanti piccoli problemini che si creano quando uno ha fretta, non ha esperienza o non ha voglia di lavorare. 8:30, c'è la pausa, signori, la pubblicità e poi una bellissima canzone intitolata Picasso, l'arte di amare. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Resta piuttosto statica la situazione sull'Italia, inglobata in un solido nucleo di alta pressione. Mattinata a bel tempo su tutto il paese, presenza locale di nubi basse, foschie o banchi di nebbia sulle aree costiere, sulla Liguria, nonché sulla Valpadana. Nel pomeriggio le nebbie tenderanno a dissolversi quasi ovunque, i cieli torneranno sereni o poco nuvolosi da nord a sud, più limpidi sui rilievi specie alpini. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Un saluto care amiche e cari amici di Radio Libertà. Una grande notizia, chiaramente, per chi conosce l'olio extravergine di oliva Acerbis, per chi lo usa da tanto tempo, è sicuramente una notizia importante. Per gli altri che magari lo vogliono provare, questo è il momento per approfittarne. Sì, perché tutto il mese di gennaio e tutto il mese di febbraio, olio nuovo, prezzo vecchio. Quindi potrete ordinare chiamando 030 68 40 408 6 bottiglie da 1 litro di olio estratto a freddo Acerbis a sole 84 euro e il trasporto è gratuito. Parliamo di un olio estratto a freddo da olive italiane selezionate all'origine. Tutte le mattine imbottigliamo il prodotto fresco su vostra ordinazione, quindi vi arriva a casa un qualcosa di unico. Se volete riscoprire i sapori di un tempo, se siete alla ricerca di un olio vero, importante, di un olio italiano che dia ai piatti un tocco in più, 030 68 40 408, oppure potete ordinare tramite la pagina web olioacerbis.com, perché come diceva il mio nonno Alberto, l'olio bu elve sempre a galla. Alberto, l'olio buono viene sempre a galla. Abbiamo avuto una produzione piuttosto scarsa quest'anno, lo sapete, ma una qualità straordinaria. Chiamate in tanti. Grazie, buon proseguimento. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. di Newman dentro me, in questa mente così affina a Schubert. Arte e musica son pari ma così diversi in funzione, così noi due siamo una luce che viene da stelle binarie. Ricominciare
70 volte 7 perdoniamo, il cuore richiede più dopamina data da ti amo. Ricominciare, l'ossitocina prezzo da pagare, amo rischiare. Freud non è legge, sai, e seguirlo è un rischio. Il volere stare insieme ci richiede di avere il coraggio di scegliersi anche quando sono tante le volte che siamo diversi nella ricerca di questa arte di amare. Ricominciare, 70 volte 7 perdoniamo, il cuore richiede più dopamina data da ti amo. Ricominciare, l'ossitocina prezzo da pagare, amo rischiare. Ricominciare, 70 volte 7 perdoniamo, il cuore richiede più dopamina data da ti amo. Ricominciare, l'ossitocina prezzo da pagare, amo rischiare. Mamma mia, oggi c'è un'elegantezza, mamma mia, che elegantezza che abbiamo. Lo so, si dice eleganza, però lo so, aspettavo che me lo dicessi, no? Per vedere se sei attento, perché il regista tra una birra e l'altra, no, analcolica of course, puntualmente non ascolta ciò che dico io, cioè per fortuna ci siete voi ascoltatori sempre attenti. In questo caso è Kama con un certo sconosciuto Fabrizio Bosso e sti cazzi, Picasso l'arte di amare, dalla citazione di Erich Fromm fino all'invito alla riflessione su una forma di amore più autentica e maturo, un brano che unisce jazz e soul con la collaborazione del trombettista Fabrizio Bosso, assolutamente impossibile da trovare sulle radio quelle blasonate. Picasso l'arte di amare, Kama scritto con la K e Fabrizio Bosso. Avete scoperto un'altra perla musicale in un Controsaremo quotidiano che Sammy Varin vi spara sulle onde di Radio Libertà. Voi che ci seguite con la radio DAB, nella banda DAB, quella più tecnologica della vostra radiolina, ma anche semplicemente sul sito radiolibertà.net, o voi che avete semplicemente scaricato l'app di Radio Libertà sul vostro cellulare e ci sentite da lì. Quando la Clinton scarica su Trump, per me ha già confessato, scrive qualcuno. Nel decreto sicurezza c'è la norma sui coltelli, secondo me non va bene. Io uso il coltello per andare nel bosco e per andare in montagna. Rischio di essere arrestato? Chiedo lumi. Assolutamente no. Ciao Sammy, per i sinistroidi da chi ci dovremmo far difendere? Forse da Batman? Ma no, dai centri sociali
o dalla mafia, forse? Ricordate sempre con forza Mattarella che non siamo una repubblica presidenziale. Zitto, che da un po' che non lo nominiamo Mattarella. Dove andrà stasera? Arriverà anche al festival, non stasera ma domani. No, fischiamo Mattarella in ogni occasione in cui va, sempre assieme alla misteriosa figlia di Mattarella. Il re è nudo, capiamo benissimo il furbetto e clan, siamo in democrazia ancora per ora. Mi piace la pluricornificata Hillary, invece di preoccuparsi di avere un marito pedofilo o di essere stata cornificata da qui all'America, si scaglia contro il Trump. Una cinica vile affarista. Luca da Milano, buona Padania. Sammy, ti ricordi, vero, che gli organi si espiantano da persone e bambini vivi? Eccolo qua, Marco, il bacchettone colpisce ancora. Hai proprio ragione anche tu, e dovremmo smettere anche di mangiare la carne di cavallo. E io direi tutta la carne a questo punto, scusami, uccidiamo le persone e anche gli animali. Io sono un vegetariano fallito, ma sono comunque sempre un vegetariano. Ritorno sul quotidiano, dove vado? Sulla Verità. Sì, dai. Andiamo sul quotidiano La Verità, mentre sfioccano come non mai i vostri WhatsApp al 340-6709-659 per commentare in tempo reale questa rassegna stampa, ma anche per richiedere la canzoncina per il sì al referendum. Scrivetemi "la voglio" e io ve la invio. 340-6709-659. Sulla Verità, Epstein al nipote di Gianni Agnelli: mi devi un bambino. E questa è nuova. Il filone italiano dello scandalo del secolo investe la Royal Family. Tutti gli scambi tra il cugino di secondo grado di John e Lapo Elkann e il finanziere. Nei messaggi i due concordano un incontro a Parigi e spunta l'allusione a minorenni. E c'erano solo quelle praticamente, però facevano il massaggio. E per un massaggio! La Clinton spudorata, mai conosciuto. Le foto la smentiscono. Salta pure il gran capo di Davos. Siamo sul quotidiano La Verità. In centro pagina, solo sulla Verità, paralisi post vaccino Covid, indennizzo a vita. Ministero della Salute è condannato a risarcire un uomo di 58 anni, cardiopatico e diabetico già ai tempi della pandemia, colpito da una malattia neurologica al braccio sinistro dopo la seconda dose di Pfizer. Ne parla solo il quotidiano La Verità, ed è un motivo certamente per bloccarci sui social. Tra le segnalazioni in prima pagina verso il referendum, l'ANM non parla a nome di tutti i magistrati. Ecco perché io voterò sì, scrive Edoardo D'Ambrosio, giudice del Tribunale di Crotone. Ma Francesco Borgonovo, che ha la sua nuova trasmissione qui su Radio Libertà, e lo sapete, gira alla grande il martedì e il giovedì alle ore 13, mai punite le toghe che hanno spedito i bimbi nell'orrore del Forteto. Ricordate? E anche qui c'è Fabio Amendolara in prima pagina del suo richiamo, arrestato a Parma per le 3 suore italiane stuprate e sgozzate in cella 007 del Burundi. Ci arriviamo, dai. Giro veloce all'interno del quotidiano La Verità per invogliarvi magari ad alzare il culo ed acquistare un quotidiano cartaceo, che è un po' che non lo sentite questo rumore e questo odore di carta. Il tribunale ferma di nuovo l'ex Ilva. Rilancio addio, 40 miliardi bruciati. In nome della salute dei tarantini, a un mese dal referendum, i giudici chiedono interventi ambientali o da fine agosto si deve spegnere tutto. Fratelli d'Italia, a rischio l'industria italiana, ma i sindacati attaccano il governo. Laura Della Pasqua con un articolone a pagina 4 del quotidiano La Verità, ma l'articolo che ci fa più paura, e mi perdonino naturalmente quelli dell'Ilva e di tutto l'indotto, che vuol dire che sicuramente qualche nostro parente o amico rimarrà senza lavoro, ma leggete qua: legittimo licenziare in nome dell'intelligenza artificiale. Un'azienda ha sostituito una disegnatrice grafica
con un algoritmo. Una sentenza ora dice che si può fare, un precedente che penalizzerà i giovani senza esperienza. Ne parla Carlo Cambi, che spesso e volentieri ospitiamo sulle nostre frequenze con Giulio Cainarca, a pagina 4 del quotidiano La Verità. Giro la pagina e voilà! Landini e i fattorini. L'intervista con Paolo Capone, il segretario dell'UGL, che dichiara: Landini ha lasciato i fattorini senza tutele. Basta parlare con i rider, loro preferiscono restare autonomi. Con il nostro contratto hanno più formazione, l'assicurazione per gli infortuni, premi e dotazione a carico dell'azienda. I puri compagni ci hanno contrastato in tutti i modi. Paolo Capone, intervistato quest'oggi sul quotidiano La Verità, mentre l'USB dichiara un altro sciopero e mette ancora alle corde la CGIL, mobilitazioni organizzate per domani in tutta Italia, scavalcati confederali a sinistra, fatto sta che sono giorni di sciopero nel settore dei trasporti che ci lasciano piuttosto incazzati. Dite? No, ma va. Ancora sul quotidiano La Verità, la sinistra non può parlare di rider, quel modello di lavoro l'ha voluto lei. I corrieri sottopagati sono il frutto dell'ubriacatura neoliberista di Renzi, che in fondo neanche la Schlein rinnega. L'evoluzione è il capitalismo della sorveglianza, dove i cittadini sono utenti dai quali ricavare dati. Altro paginone. Le paghe sono minime, pure i ricavi. Non vanno a gonfie vele gli affari del delivery in Italia. Glovo e Deliveroo aumentano i fatturati, ma se crescessero i costi non reggerebbero esiguo il gettito fiscale. E chiaramente, signori, sono situazioni che fanno arrabbiare, soprattutto perché poi tutto questo viene pompato perché c'è il referendum. Sì, ma cosa c'entra il referendum sulla giustizia in tutto questo? Ma c'entra e come? Sapete che c'entra tutto. Santa pazienza. Io ve l'ho detto, siete molto pazienti, però molte volte la pazienza se ne va. Dobbiamo aspettare fino al 22-23 marzo. In queste settimane, qualunque cosa accada, viene riversata su questo referendum sulla giustizia, che diventa un vero referendum pro o contro il governo. Sì, ci sono alcune mosche bianche anche nel centro-sinistra, nei 5 Stelle che voteranno sì, ma per il resto qualunque cosa che il centrodestra inventa per la sinistra non va bene. Punto. Cambiamo argomento perché a pagina 11 si ritorna a parlare del Forteto e per fortuna che c'è l'amico Francesco Borgonovo della Verità. Mai castigate le toghe che spedivano i bimbi all'inferno del Forteto. Maxi condanna a risarcire le vittime per il comune di Vicchio nonostante gli abusi accertati. Il tribunale chiudeva un occhio. Mentre a Rogoredo la gente chiede perdono, Cinturino scrive una lettera, Mansuri doveva essere dentro, non morto, pagherò. I familiari replicano, uccidere non è un errore, che uno la sente così e dice come? Nel senso che vuol dire che non è un errore, cioè se uccidi e non è che ti sei sbagliato, mi sono sbagliato, eccetera. Trasferiti 4 colleghi indagati e ricordate anche qua si vuole fare di tutta l'erba un fascio, cioè vi vogliono far capire che i poliziotti sono delle merde, vanno ammazzati, uno in meno, tutte queste cose che scrivono normalmente i centri sociali sui muri e poi tirano fuori il martello. Pagina 14 del quotidiano La Verità, scuola di Firenze, attenzione al titolo e a quello che c'è dentro, scuola di Firenze si piega al Ramadan e il comune toglie il crocifisso in aula. Il dirigente del Sassetti Peruzzi appalta alcuni spazi agli iscritti musulmani. Palazzo Vecchio nega i simboli cristiani in classe. Uno spazio dedicato alla preghiera durante il Ramadan all'interno di una scuola fiorentina succede all'Istituto Superiore Sassetti Peruzzi, dove su richiesta degli studenti di religione islamica è stato individuato uno spazio in cui i ragazzi possono pregare
fare con tutto il silenzio il raccoglimento del caso durante l'orario scolastico. Peccato che però non abbiano voluto rimettere il crocifisso in aula. Ci fermiamo, sarà meglio perché ci bolle il sangue, c'è il Qui Parlamento. Qui Parlamento. E meno male che c'è la senatrice della Lega Stefania Pucciarelli. Buongiorno Stefania. Buongiorno anche alle persone che ci stanno ascoltando. E a me un po' il sangue ribolle a sentire queste notizie, comunque lo dico in modo spassionato, perché va bene la libertà di culto, che tra l'altro è prevista nella nostra Costituzione, ma che noi dobbiamo privarci della nostra religione per favorire gli altri, mi sembra una cosa veramente ridicola. E con questo ho chiuso la questione relativa al crocifisso. E ti capisco, guarda, e lo sai meglio di me che la Lega su questi argomenti non ha mai mollato. È chiaro che ormai abbiamo visto, sono in tanti, hanno i soldi, perché molto spesso ci arrivano i soldi per costruire le moschee da quei paesi molto democratici dove i gay li buttano giù dai grattacieli, eccetera, Esatto. e riescono a piegarci, e poi andiamo a fare il Ramadan con loro, scendiamo giù in piazza, facciamo le tavolate in centro Milano, e sono cose che fanno pensare. Poi chiaro, la verità sta nel mezzo, noi parliamo da persone di centrodestra, della Lega, eccetera, però a volte ci si sposta davvero completamente dall'altra parte, come nel caso di quello che è successo al Senato. Lo ricordiamo, ieri è arrivato al Senato con la fiducia l'ok definitivo al decreto Ucraina. L'opposizione accusa la maggioranza di avere blindato il testo per coprire le differenze e le difficoltà. Tu nel tuo intervento su cosa ti sei focalizzata in modo particolare, Stefania? Io mi sono focalizzata sulla coerenza della Lega, perché la Lega fin da subito, il giorno dopo l'invasione della Russia in territorio ucraino, ha sostenuto quello che è stata l'iniziativa di invocare l'articolo 51 per andare in deroga rispetto a quello che era un aiuto legato alla fornitura di armamento ad un paese in guerra, perché di fatto noi per quello che sono le nostre leggi non potremmo inviare nessuna tipologia di armamento ad un paese ritenuto in guerra. Quindi noi con l'articolo 51 siamo andati in deroga a questo principio, attribuendo la possibilità di deroga proprio perché è sancito il concetto di autodifesa di un popolo. Quindi con l'articolo 51 delle Nazioni Unite noi siamo andati in deroga per il principio di aiutare un paese che è stato aggredito e quindi con il suo diritto di potersi difendere. Questo è stato il principio che ci ha fatto partire con il primo decreto febbraio 2022, votato da tutti i partiti, maggioranza e opposizione dell'epoca. Quindi noi fin da subito abbiamo sostenuto questa decisione, ma fin da subito abbiamo detto che parallelamente a quello che era il supporto di quello che potevano essere materiali di armamento con un principio di difesa e non di offesa, dovevano essere avviate parallelamente quelle che erano tutte le iniziative diplomatiche per far cessare il fuoco. Lo abbiamo fatto in tutti i decreti che poi si sono susseguiti, mantenendo sempre fermi questi due caposaldi, il principio di difesa e la necessità di avviare percorsi di pace. E abbiamo sempre lamentato il fatto che vi siano sempre stati maggiori sostegni rispetto a quello che era iniziative legate all'invio di armamento, rispetto invece a quelle che erano gli sforzi sulla diplomazia, un cessate il fuoco e poi per ristabilire la pace. Mi sa che l'abbiamo persa. Mi sa che abbiamo perso la senatrice Stefania Pucciarelli. Vediamo se riusciamo a richiamarla al volo, così conclude il suo discorso. Intanto ritorno alla terribile cronaca, pagina 14 del quotidiano La Verità, dopo la scuola di Firenze che si piega al Ramadan e regala aule per pregare, ma il comune toglie il crocifisso in aula, 2 pesi, 2 misure. Le coltellate agli studenti per rapinarli sono state arrestate
arrestati 2 egiziani con un vero e proprio arsenale. Telchi, guarda un po' le armi sequestrate a casa di questi giovani malviventi. Colpivano di giorno a Torino, il terzo della gang irregolare è stato espulso dall'Italia. Almeno questo. Ritorniamo a Stefania Pucciarelli, ti facciamo concludere. Grazie Stefania. Mi scusa, dove siamo rimasti? No, guarda, abbiamo perso solo pochi secondi, quindi prosegui tranquillamente. Diciamo che di fatto noi con la modifica che abbiamo richiesto nell'attuale decreto si deve dare priorità a quello che è il supporto al materiale di difesa e di protezione civile alla popolazione e si deve dare necessariamente maggior stimolo a quelli che sono i processi di pace che sono in corso. Queste sono le richieste della Lega, sono le stesse richieste che abbiamo fatto allora nel 2022, questa si chiama coerenza. Contrariamente a quanto io ho criticato in aula, il cambio di posizione dei 5 Stelle che hanno votato il primo decreto Ucraina perché erano in maggioranza, una volta che sono passati all'opposizione si sono risvegliati come dei pacifinti, perché io li ho definiti pacifinti. Non ci stupiamo dei cambi di idee dei 5 Stelle perché l'abbiamo visto con Matteo Salvini, in pratica che nel momento in cui eravamo a governo hanno votato contro quello che era la richiesta di autorizzazione a procedere, nel momento in cui sono diventati loro forza di governo e noi forza di opposizione hanno votato a favore per quel provvedimento che loro sapevano bene che eravamo al governo assieme e tutte le decisioni prese allora da Matteo Salvini avevano il consenso unanime da parte di tutto il governo a partire da Conte. Tra l'altro i 5 Stelle si erano vantati che avevamo bloccato gli sbarchi. Ecco, questa è la serietà da parte del gruppo dei 5 Stelle, mentre invece la Lega è coerente da sempre. E penso che se ne siano accorti anche parecchi dei nostri ascoltatori che votavano, hanno fatto questo errore. Può capitare nella vita, l'importante è riconoscere e cambiare idea i 5 Stelle. Grazie alla senatrice della Lega, Stefania Pucciarelli. Buona giornata Stefania. Buona giornata a tutti. Qui Parlamento. Qui Cold Case, scrive oggi il quotidiano La Verità, pagina 15, e anche qui le suore italiane trucidate in Burundi, dopo 12 anni arrestato l'istigatore. Secondo la procura di Parma questo triplice omicidio è maturato negli ambienti della polizia segreta locale. La mente sarebbe un cooperante africano di un'associazione che incassava fondi proprio dall'Emilia Romagna. Le religiose avrebbero rifiutato di supportare le milizie del paese. L'uomo è descritto come ex collaboratore del generale che era a capo degli 007. Sicuramente da approfondire anche questo argomento, se siete curiosi di cosa non si finanzia in Emilia Romagna, non si finanzia pure questo, è il caso di acquistare il paginone del quotidiano La Verità. Un'altra notizia pazzesca: picchia il compagno di classe a colpi di martello, la vittima a 15 anni ha riportato un trauma cranico, cioè la stessa cosa che è successo a quello sfortunato che è stato intervistato ieri a Sanremo. La regione dice episodio gravissimo, Gela, l'aggressore si sarebbe vendicato per episodi di bullismo sotto gli occhi del prof. C'è chi si ammazza, c'è chi cerca di ammazzare il prossimo. Mi insultava sempre, c'è l'ombra del bullismo dietro l'episodio di violenza che si è verificato all'interno dell'istituto professionale Majorana di Gela in provincia di Caltanissetta, almeno stando alle parole che avrebbe detto l'aggressore del 15enne finito in ospedale dopo le martellate ricevute dal compagno di classe. La violenza si è registrata sotto gli occhi dell'insegnante di educazione fisica, il quale poco prima di riprendere le attività dopo la ricreazione si era soffermato con i ragazzi parlando di rispetto e dell'andamento scolastico della classe. Un momento di riflessione, ma a un certo punto l'aggressore ha estratto dal giubbotto il martello, verosimilmente portato da casa, e ha colpito il compagno. Il docente è intervenuto immediatamente per fermarlo. La vittima ha riportato un lieve trauma cranico. I medici gli hanno applicato 4 punti di sutura. Qua mi fermo, ma l'articolo prosegue. E capiamo l'atmosfera che stanno vivendo molti nostri figli, nipoti.
Viviamo in balia delle emozioni, commenta Marcello Veneziani nella pagina successiva, la 19 del quotidiano La Verità. Viviamo in balia delle emozioni, bisogna tornare all'educazione. I sentimenti, puri impulsi, dominano il nostro quotidiano e noi stessi, ma è la formazione che potrebbe fare davvero la differenza. Un lavoro continuo su ciò che siamo e ciò che vorremmo essere, che però costa fatica. L'unica cosa che riusciamo a trasmettere e che riesce a metterci in relazione con gli altri non è un pensiero. I più sono semplicemente lasciati allo stato brado, selvatici, un po' barbari, nel nome di una malintesa libertà e autogestione. Meditazioni interessanti, profonde, che riguardano un po' la vita di tutti noi, soprattutto chi ha dei figli o dei nipoti. Ultima segnalazione a pagina 22 del quotidiano La Verità. Anche oggi nella posta di Mario Giordano c'è una letterina carina. Caro Giordano, dopo aver letto l'articolo del direttore Belpietro in cui descrive lo sfruttamento dei rider, sistema non sconosciuto o recente, mi chiedo, non c'è un organo governativo che controlli? Bisogna attendere un solerte procuratore? Risponde Mario Giordano. Il controllo toccherebbe all'ispettorato del lavoro, ma non serve, o almeno non basta. Peraltro, ogni volta che esce una notizia del genere, il ministro di turno annuncia l'assunzione di nuovi ispettori e giri di vite nei controlli, ma regolamentare non cambia nulla. Il vero succo, caro Giuseppe, è che questa situazione non è solo affatto sconosciuta, ma è in qualche modo esplicitamente voluta. Si chieda perché tutti i big della finanza, gli squali dell'economia, quelli che controllano i giornali e l'informazione, i Soros e gli amici di Soros, quelli che danno la linea del mainstream, sono a favore dell'immigrazione. Per bontà d'animo? Per amore del prossimo? Spirito d'accoglienza? Ci crede? Io no. Io penso che costoro abbiano voluto riempire le nostre città di clandestini proprio per avere manodopera in eccesso, disposta a tutto e per poterla pagare come i rider un tozzo di pane. Proprio così. L'immigrazione è stata utilizzata volutamente per realizzare la più grande opera di distruzione degli stipendi, tutti gli stipendi, e dei diritti dei lavoratori che sia mai stata realizzata nella storia. Chi si stupisce ora è un ipocrita.
Chiaro che se non vi siete alzati dal letto neanche con questo pezzo, come a militare andate sbrandati. Questo è un figo. Roberto Formignani è conosciutissimo a Ferrara. Early 50 è il brano che apre il suo secondo album, il secondo da solista del chitarrista ferrarese che celebra oltre 40 anni di carriera nel blues. Qui evoca l'immaginario del rock and roll e del blues degli anni 50. Early 50, Roberto Formignani ci porta alle 9.05. Tra poco passiamo sul quotidiano Libero, ma prima un sospiro di sollievo. Sono arrivate le cose buone e naturali della famiglia Acervis. Ciao Miriam! Ciao Sammy, buongiorno. Tu prima dicevi se non vi siete alzati dal letto neanche con questa canzone dovete andare sbrandati, ma per alzarsi dal letto e ballare non bisogna avere i dolori, caro Sammy. Urca. Perché se dai, di la verità che anche tu cominci a sentire qualche dolore. Ti immagini alle 5 del mattino quando mi alzo, veramente sono una schifezza ambulante. Dai, quando ti alzi dal letto che cominci, opla, che si comincia così, mentre quando avevamo 20 anni, opla, non lo dicevamo, È vero. Lo diciamo perché opla, perché iniziamo a sentire qualche doloretto articolare, quindi la schiena, il collo, le ginocchia, le anche, le spalle, insomma tutti quei dolori che quando avevamo 30 anni non avevamo. E allora che cosa si fa solitamente in questi casi? Si va dal medico e si dice: dottore, insomma io ho tutti questi dolori. Il medico guarda tutte le cose, dice: guarda, bello, hai un po' di artrosi. E l'artrosi che cos'è? L'artrosi non è altro che un processo naturale di invecchiamento, cioè le nostre articolazioni cominciano a sfregarsi, toccarsi e infiammarsi perché le cartilagini all'interno, che non sono altro che un tessuto che va a fare da ammortizzatore per le nostre articolazioni, inizia a sottigliarsi. E perché si assottiglia? Sapete perché? Perché la capacità autonoma del nostro organismo di andare a rigenerare le fibre di collagene diminuisce, pensate bene, vi dico questa cosa, dell'1% all'anno a partire dai 20 anni. Quindi è un processo che noi sentiamo gli effetti di questo processo verso i 40-50, ma che ha avuto un esordio, un inizio molto molto prima, cioè verso i 20 anni. Va da sé che iniziamo a 50 anni a avere un po' di dolori. Di fronte a questa cosa, che cosa possiamo fare noi? Possiamo assumere tutti i giorni antinfiammatori, farmaci, eccetera. Attenzione, dico sempre che bisogna fare quello che dice il medico, quindi se il medico ci dice di fare determinate cose, dobbiamo farle. Non saremo certo noi a dirvi no, non fate quello che vi dice il medico, però i medici stessi vi dicono assumete farmaci il meno possibile, oppure assumete antinfiammatori proprio quando è necessario. E qui interviene un prodotto, un integratore alimentare, il nostro ACC2, che è un integratore di collagene nativo, non denaturato, non standardizzato e non idrolizzato di tipo 2, ossia, tradotto in parole povere, diamo da mangiare alle nostre articolazioni. Sì, perché noi pensiamo a dar da mangiare al nostro corpo, ma pensiamo poco a dar da mangiare il nutrimento specifico alle nostre articolazioni. Quindi andiamo ad agire sulla causa del dolore, che è l'assottigliamento articolare dovuto alla carenza di collagene. Ma facciamo anche qualcos'altro, perché voi giustamente dite: ok, però io ho il dolore, che faccio? In ACOC2 è contenuto anche frassino e boswellia, che sono due antinfiammatori e antidolorifici naturali. In più abbiamo vitamina B1, vitamina B6, vitamina C e vitamina D3, un toccasana per ossa, muscoli, tendini e nervi. Quanto ne si assume di UC2? Una al giorno, non di più, è il fabbisogno giornaliero, una al giorno. Ma adesso veniamo alla nostra offerta, perché giustamente dite: Mira, ci racconti tante belle cose, ma veniamo al sodo, siamo gente pratica. Io stamattina ho riservato per voi delle offerte speciali.
Volete provare 30 giorni di trattamento? 35 euro e se dite ascolto Radio Libertà, trasporto gratuito per voi. Volete provare trattamento di 2 mesi? 60 euro per voi e sempre trasporto gratuito. Ma c'è un trattamento che io ho riservato per voi di 4 mesi. Vi direte perché 4 mesi? Perché capite bene che se abbiamo superato i 20-30 anni dobbiamo dare anche modo al nostro organismo di assimilare, di iniziare e portare avanti bene questo processo di ricostruzione delle cartilagini. Ecco perché stamattina c'è un'offerta speciale per voi. 4 mesi di trattamento a un prezzo straordinario che io non vi posso dire in diretta, ma potete saperlo solo chiamandolo 030 68 40 48. In più stamattina, per chi ordina quell'offerta là, vi regalo un prodotto straordinario, vi regalo Arnia, che è un nostro prodotto speciale, prodotto dal nostro apicoltore qua vicino a noi, vicino a Brescia, quindi un prodotto completamente italiano, a base di propoli, pappa reale, polline e miele, che è un prodotto ricostituente naturale che in abbinamento al nostro ACC2 è eccezionale. Volete sapere cosa costa? Volete prenotarlo anche per il prossimo mese? Tenete da parte l'offerta, chiamate adesso 030 68 40 48 e dite ho sentito Miriam, così vi danno anche l'omaggino. E chiamate che la beccate la Miriam 030 68 40 408. Miriam Acerbis, grazie, alla prossima. Ciao caro, buona giornata. Buona giornata. Ciao. Grazie naturalmente a tutti coloro che scelgono Radio Libertà per parlare della propria missione, perché molto spesso è non soltanto un lavoro, ma una vera e propria missione. Come la mia, anche io ho questa missione, una missione di fare controinformazione, di dirvi cose che magari gli altri non dicono o che relegano in un angolino. La mia è quasi una contro rassegna stampa e poi ci sono quelli che mi ascoltano nei posti più strani. Grazie a Massimo, Massimo Perinetti, ma dove vai? Ma va piano! Aspetta, ve la faccio vedere in radiovisione, guarda questa, dove si trova sul treno ad alta velocità. Ascoltare Radio Libertà e il Semmi a 300 km all'ora è una libidine. Ciao da Massimo. Grazie Massimo, ma va piano, mi raccomando, poi non è che ti danno la multa perché è troppo a velocità. WhatsApp, tantissimi al 340 6709 659, in tantissimi mi state richiedendo la canzoncina per il sì al referendum, ve la invio se mi scrivete la voglio al 340 6709 659, ma c'è anche un messaggio audio, sentiamo cosa dice questo. Ho sentito la notizia del risarcito per i danni da vaccino. Io non sono assolutamente d'accordo, perché c'era un consenso informato da firmare. Io quando mi sono recato per effettuare la vaccinazione l'ho letto, ho detto col cazzo che firma, quindi mi prendo tutte le responsabilità. Allora, si dice che la legge non ammette ignoranza. Io non sono assolutamente d'accordo che con i soldi pubblici si deve pagare una persona che ha accettato di sottoporsi a una vaccinazione obbligatoria, si poteva anche evitare. Ok? Se io firmo, non è che se firmo una cambiale poi arriva a Cicino d'Avola a pagarmela. Sono cazzi miei. Che Cristo. Si va quasi a bestemmiare, ma la verità sta sempre nel mezzo. Noi intanto ve l'abbiamo messa lì sul tavolo, ne parla oggi solo il quotidiano La Verità. Ma va a cagare! Oh grazie, chi mi manda in un posto così carino? Quale aggredito? Un paese di nazisti al servizio degli USA, pagato da noi, per piacere, aggiusta le strade invece di pagare eccessi d'oro. Si sta riferendo al decreto sull'Ucraina, sul quale anche la Lega ha avuto perplessità, lo ricordiamo. Abbiamo detto sì, aiutiamo la popolazione, ma basta armi. Poi sapete molto bene che la via era quella dell'uscita dal governo, altrimenti forte Radio Acerbis libera. È vero, siamo anche Radio Acerbis libera, ma ripeto, siamo anche la radio di quello che fate voi, del vostro lavoro quotidiano. Fate un messaggio al 340 6709 659 e scriveteci: voglio fare pubblicità su Radio
Radio Libertà. Vi richiamiamo e vi spieghiamo come fare. È così facile. Oh mamma mia, devo ritornare assolutamente sui quotidiani. Mamma mia, sono in ritardissimo. Colpa vostra, colpa vostra che mi menate via con i vostri WhatsApp. Sono su Libero che questa storia di risorse, la chiamava così, una risorsa, una certa Boldrini, guardando quello che faceva la pipì per strada. No, di certo, quello lo vedevamo noi perché siamo bacati, perché pensiamo solo a questi neri che fanno oltraggio al nostro territorio. Non è sempre così. Noi infatti ce l'abbiamo con i clandestini, con quelli che picchiano, rubano, se ne fottono della nostra Costituzione perché loro hanno la Sharia. Siamo sul Libero, storie di risorse. Il killer africano di Suore accolto in Italia da eroe. Arrestato a Parma, aveva organizzato le torture e la decapitazione delle 3 donne. La sua associazione era stata foraggiata e celebrata. È in prima pagina sul Libero di quest'oggi, ma c'è anche l'assalto a Carlo Conti, poche cantanti, delirio femminista contro Sanremo. Cos'è che gli puoi dire a sto Sanremo? Non sa di niente, come mettere in bocca una caramellina. Ci sono pochi momenti veramente. Se ce n'è qualcuno che vi è piaciuto, scrivetemelo al 340-6709-659, ma veramente poca roba. La Pausini ancora perseguitata perché si rifiutò di cantare Bella Ciao e invece ha cantato la splendida canzone di Michael Jackson ieri con il coro dell'Antoniano. È stato un effetto stupendo. Io avrei proseguito un po' di più con i cori. Secondo me ha un po' sottovalutato la bravura di questi bambini, anche se poi gli ha fatto cantare tutte le canzoni dello Zecchino d'Oro. Popov no, però non gliel'ha fatta cantare Popov. Blitz di Non Una di Meno, donne contro le donne, letame alla Buongiorno, in prima pagina oggi sul quotidiano Libero. E poi un po' più in basso il via alla legge elettorale. Chi vincerebbe oggi? Le proiezioni in base ai sondaggi, noi naturalmente. Accordo nel centrodestra, la sinistra strilla, ma in realtà Elli apprezza la nuova formula. Carino l'articolo di Giovanni Longoni con Larry Decat e la morte del suo rivale. Si racconta sul Libero perché i gatti sono il centro della politica del Regno Unito. E non è l'unico articolo carino, e allora io non resisto e vi porto all'interno del quotidiano Libero, dove si racconta per bene la vicenda delle 3 suore assassinate in Africa 12 anni fa. Arrestato a Parma un uomo del Burundi, Uro Shimana, fermato nel nostro paese. Nel 2014 avrebbe organizzato l'omicidio delle missionarie poi decapitate, le violenze maturate negli ambienti della polizia segreta di Bujumbura, l'inchiesta riaperta nel 2024. In taglio basso, sempre a proposito di certi immigrati, scaricati a Livorno 147 immigrati e il PD esulta. Lo sbarco della nave Ocean Viking. La sinistra attacca il governo, ha fallito dalla gestione dei flussi regolari alle politiche dell'accoglienza. Capisci come girano completamente la frittata. Ritorniamo sulla vicenda delle suore assassinate. Il killer lavorava in Italia e l'Emilia Rossa foraggiava la sua associazione. Nel 2014 era stato accolto in pompa magna dal sindaco grillino Pizzarotti, è quello che è andato con Bannacci. La regione targata PD dal 2018 ad oggi ha destinato centinaia di migliaia di euro all'associazione Parmalimenti, dove Urushimana era impiegato. Se volete saperne di più, se volerne saperne, ecco, potete benissimo oggi correre in edicola e acquistare il quotidiano Libero, che vi ravviva la giornata, ve l'assicuro, e poi è bello lungo, non occupa soltanto un giorno, lo potete tenere per un po' e leggervelo pian piano. Le femministe scatenate all'assalto del festival, che si chiedono
perché Conti ha scelto più uomini che donne, roba potente. E poi giustamente Libero si è accorto della polemica oggi sull'unità, i compagni sbraitano, censurata l'unità, non si sono accorti quelli dell'unità che c'era scritto Repubblica, no, perché loro hanno una cultura ancora più superiore dell'ortografia, ma si sono arrabbiati perché non c'era il nome della testata di questo articolo di giornale, perché era pubblicità, capito? Non cantò Bella Ciao, da allora l'anatema rosso perseguita la Pausini e noi da quel giorno la amiamo, anche se la Lega secondo me non gli è mai stata simpatica. Accordo nel centrodestra sulla legge elettorale, ecco il nuovo Parlamento se ci andasse al voto quest'oggi, cioè vinceremmo noi. Di poco, ma c'è questo premio che permette comunque di vincere, anche se il campo largo dovesse effettivamente allargarsi. Questa è potente e non c'è su nessun giornale. Guardate qua, l'attacco dell'ex direttore del Domani, Stefano Feltri, la sparata, Salvini ministro degli assassini. Il giornalista attacca il leader leghista sul caso Rogoredo, protegge chi uccide. E Salvini che risponde: sanno solo insultare. Avete capito bene, Salvini ministro degli assassini. È l'ultimo delirio del giornalista Stefano Feltri, che dal 2023 cura, tra le altre cose, il sito Appunti, proprio qui ha pubblicato una copertina che ritrae il leader leghista nel boschetto di Rogoredo mentre imbraccia un fucile. Sapere che un leader di partito ed esponente di primo piano del governo vuole proteggere chi ammazza per strada senza ragione altre persone dovrebbe essere una fonte di preoccupazione anche per gli elettori di centrodestra, inclusi gli elettori della Lega, ha scritto Stefano Feltri. E ancora, per l'ennesima volta il ministro Matteo Salvini, vicepresidente e leader della Lega, si è schierato con un uomo responsabile di avere sparato e ucciso. Lo ha difeso prima ancora che le indagini cominciassero e stavolta ha spinto il governo e la stessa Presidente del Consiglio a prendere iniziative politiche che si sono rivelate a difesa di quello che, secondo l'accusa della procura, è non solo un assassino ma anche un poliziotto infedele. Cioè, ragazzi, tutta colpa di Salvini. Si ritorna alla solita litania. Bravo Feltri che ce l'hai ricordata. Pronta la replica del ministro dei trasporti. Dopo Saviano che mi definì ministro della malavita, un altro giornalista di sinistra mi attacca come ministro degli assassini. Alla loro rabbia e ai loro insulti rispondo col sorriso e col lavoro. Tutto nasce dalla presa di posizione il giorno della sparatoria di Milano, quando le prime ricostruzioni rendevano inequivocabile la legittima difesa di Salvini e di tutti noi a favore dell'assistente capo della polizia che aveva sparato e ucciso un pusher marocchino pregiudicato. Il leader della Lega negli scorsi giorni, quando il quadro indiziario è cambiato, ha spiegato: rifarei assolutamente quel post. Io sto con le forze dell'ordine. Se poi si dimostrerà che questo era un delinquente, io non sto con i delinquenti. Se n'è uno su 100.000 che commette un reato, per me paga e paga anche il doppio, perché manca di rispetto ai suoi colleghi che oggi stanno rischiando la vita in strada per contrastare spacciatori, ladri e delinquenti. Oggi sul quotidiano Libero, che poi prosegue la discussione sulla proposta elettorale, una proposta inaccettabile per la Schlein, ma così terrà a bada la minoranza. Il PD si schiera ufficialmente contro, però a Elli la riforma non dispiace. Con le liste bloccate deciderà chi farà il parlamentare ed è convinta di vincere le primarie di coalizione con il Movimento 5 Stelle. Capito, mi hai? Giro di nuovo la pagina. Attenzione, attenzione, il tribunale spegne l'Ilva. Addio acciaio da agosto. Accolto il ricorso di 11 abitanti di Taranto. Entro l'estate si dovrà trovare una soluzione per garantire la salute dei cittadini, a rischio la cessione e il posto di 18.000 lavoratori. E cosa rimettiamo? Un po' di mascherine cinesi, forse? Ancora il quotidiano Libero, oggi potentissimo, mentre apro le linee. Chi mi sta ascoltando in diretta, chiamate 340
335-6709659, chiamate, no, inviate messaggi. Se volete lasciare qualcosa di scritto, chiamate invece il numero fisso 02 9294 7222 se volete parlare in diretta. Anche qui sul quotidiano Libero, se Firenze perde la croce, perde anche se stessa. Tommaso Lorenzini ci parla di questa notizia che nel Consiglio Comunale ormai hanno vietato la croce nelle scuole di Firenze. Ma gli diamo l'aula per il Ramadan, facciamo un Ramadan, siamo veramente deficienti. Si parla di gatti a pagina 18 del quotidiano Libero, cavalli, cani, volpi, ma che i gatti animali imperiali, centro del potere inglese, scrive sul Libero Giovanni Longoni. Indispensabili sulle navi perché cacciavano i topi, oggi sono i soggetti più politici, come Larry e il suo avversario, il compianto Palmerston. Non soltanto in Inghilterra, perché anche da noi i gatti, eccoli qua, è uno degli scontri epici tra Larry, il gatto di Downing Street numero 10, e Palmerston, il micio del Ministero degli Esteri, signori, E qui c'è Larry in posa davanti alla sua residenza ufficiale, chiaramente dedicato a tutti voi che amate, come il sottoscritto, i gatti. 0292947222, linee libere in questo momento, il più veloce entra in diretta, ma l'ultima notizia di Libero è potentissima e riguarda tutti noi, perché tra qualche anno probabilmente non sentirete più la voce di Sammy Varin, ma ci sarà l'intelligenza artificiale a parlare, col cavolo, penso che qui ancora si dica no. Virgolettato: è legittimo licenziare chi viene sostituito dall'intelligenza artificiale. Dal Tribunale di Roma una sentenza apripista. Per tagliare i costi, un'azienda adotta un sistema di intelligenza artificiale che genera grafiche e video al posto della designer e, secondo i giudici, si può fare un licenziamento legittimo riconosciuto pure dal Tribunale di Roma. Saremo sostituiti dall'intelligenza artificiale. Non è che a noi ci fanno fare qualcosa da altro, controllo, eccetera. Ci licenziano. 0292947222. Pronto? Ciao Sammy, sono Marco da Mantova. Buongiorno. La vicenda della scuola di Firenze mi ha fatto ricordare quello che mi raccontava 30 anni fa un mio amico militante che all'epoca faceva il custode del dormitorio qui a Mantova, frequentato da quasi tutti i musulmani di origine araba, il quale diceva: Marco, sono di una ipocrisia pazzesca, perché quando rientrano alla sera, se nessuno si mette a pregare con il tappetino, eccetera, eccetera, nessuno lo fa, ma quando lo fa uno, lo fanno tutti, indifferentemente tutti. Quello che sta accadendo nella scuola di Firenze, che ha dato uno spazio agli studenti di religione musulmana, porterà la stessa cosa, perché quando uno si metterà a pregare, tutti, per non essere da meno e per non farsi riprendere, perché poi tra di loro si riprendono come tu non sei un buon musulmano, eccetera, quindi tutti quanti si metteranno a pregare. Non siamo noi che non li vogliamo, sono loro che si isolano sistematicamente da noi, perché loro si ritengono la religione giusta, mentre noi siamo i corrotti. Ciao Sammy, grazie. Grazie. 0292947222, il più veloce entra in diretta per commentare le notizie del giorno e naturalmente ci sono anche i vostri WhatsApp. La sosia di Pippo Franco, il cervello lo usa o è spento? Scrive Lori da Monza. Chi sarà mai la sosia di Pippo Franco? Intanto c'è un messaggio audio sul cursore, sentiamo cosa dice. Ciao Sammy, Oui. allora bisognerebbe, con tutte le leggi leggine che si fanno, bisognerebbe fare una legge che la nave spagnola se li porta in Spagna, la nave tedesca se li porta in Germania. È vero.
Oppure scaricano a Lampedusa e poi, dato che c'è un bel aeroporto, che ci sono stato varie volte, si scaricano lì e viene un bel aereo dalla Germania, dalla Spagna, dalla Norvegia, quello che è, e se li portano nella sua nazione. Questa legge bisognerebbe fare. Ciao. È vero, è vero. Ciao Sammy, Pietro. Io se fossi Matteo non risponderei con un sorriso o un abbraccio. Ministro degli assassini, risponderei con una bella querela. E gli faccio tirare fuori la grana a questo, perché non può permettersi di scrivere così. A parte che è stato fatto fuori anche dal Domani, non era lui il primo direttore. Perciò vale poco come giornalista. Ciao. Grazie, secondo caro. me. Grazie caro, ma sai, poi insultando Salvini insulti un po' tutti quanti noi della Lega e non soltanto della Lega, che abbiamo le stesse idee di Salvini su questo fronte. Se Salvini fosse nuovamente ministro dell'interno, sono certo che ne capiterebbero di cose particolari sul fronte immigrazione, o no? Qui ci fermiamo, signori, sono le 9:30, tra poco la trasmissione del nostro direttore Giovanni Sallusti, poi Giulio Cainarca e poi alle 11 ritorna nuovamente Sammy Varin con tante cose belle, sappiatelo. A più tardi. Avete ascoltato la rassegna